Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei notiziari di Antenna 3, domenica 13 luglio, anche quest'oggi una prima edizione con tante notizie di cronaca e molti aggiornamenti. Il primo è quello che ci arriva dalla provincia di Belluno, perché nella tarda serata di ieri si è verificata una nuova frana sulla Allemagna, sempre nel territorio comunale di San Vito di Cadore. La strada è stata nuovamente chiusa. Per tutte le notizie ci colleghiamo quindi subito in diretta con Massimo Bortoluzzi, consigliere delegato alla protezione civile della provincia di Belluno. Buongiorno Bortoluzzi, grazie per essere con noi. Allora, che cosa esattamente è accaduto e com'è la situazione in questo momento? Questa notte alle 22:36 è scesa un'altra colata e ha invaso la statale di Alemagna per l'ennesima volta. E purtroppo stiamo parlando di una colata più grossa della prima, quindi ci vorrà più tempo a rimuoverla, ma le previsioni di oggi non mettono sicuramente bel tempo, e quindi la paura è anche che possa scendere un'ulteriore colata e quindi creare ulteriori problematiche per la ripulitura della strada e la riapertura della strada in tempi brevi. I pluviometri ieri hanno funzionato, dopodiché questa colata ha invaso parte anche della stazione che avevamo posizionato. Adesso dovremo andare a riposizionare di nuovo il tutto, ma so che la ditta è già attivata, probabilmente il pomeriggio è già sul posto e vedremo il da farsi. Cosa è successa nella notte dove non transitava nessuno, per fortuna le misure che avevamo messo in atto hanno funzionato e adesso dobbiamo attendere il riscontro dei tecnici e capire il da farsi da qua in avanti. Ecco Bortoluzzi, quindi questa nuova colata di detriti, che diceva essere addirittura superiore a quella precedente, ha danneggiato anche i pluviometri, quelle apparecchiature che avevate installato proprio nei giorni scorsi per monitorare e consentire anche la riapertura nelle ore diurne della Alemagna? Ha interessato una parte del pluviometro a valle, mentre quello a monte adesso stanno valutando se è rimasto, perché bisogna capire da dove è partita la colata. Comunque c'era il in questi giorni, quindi probabilmente anche senza di questo, con l'utilizzo solo del pluviometro più a monte si potrà riaprire, però adesso bisogna capire le tempistiche e valutare anche come si è mossa anche questa colata, perché molto più grossa di quella di prima, vuol dire che è stata alimentata probabilmente da più fronti di colata. Adesso i tecnici so che sono su, e quelli incaricati da ANAS, e dopo mi faranno sicuramente, mi aggiorneranno per capire cosa è successo e da dove è partita questa nuova colata. Ecco, sul fronte della viabilità, dunque, com'è la situazione? Peraltro questo è il primo fine settimana di luglio davvero di grande esodo per le partenze verso le località di vacanza. Chiaramente molti si stanno dirigendo in montagna, nelle Dolomiti. La situazione sul fronte del traffico e le deviazioni com'è in questo momento? Allora, noi abbiamo, a seguito delle indicazioni di ANAS, abbiamo subito attivato dei volontari di protezione civile sull'area proprio dove è bloccata la strada statale. ANAS so che ha fatto dirigere i suoi operatori a Tai e a Cortina per deviare il traffico. I pannelli variabili avevano subito funzionato. È evidente che la gente tenta di passare e di raggiungere appunto San Vito, perché è convinta che magari sia aperta, e per questo ci sono appunto gli operatori di ANAS adesso a Tai che fanno deviare il traffico. Per i turisti probabilmente il problema può essere un problema, ma anche no, nel senso che ci sono altre vie di accesso a Cortina. Il problema sarà anche per tutti quelli che devono andare a lavorare e che transitano lungo la via del Boite per raggiungere Cortina e anche viceversa. E poi tutti i cantieri olimpici che sono in corso, che comunque tutti gli impianti di betonaggio per quanto riguarda l'approvvigionamento di calcestruzzo su Cortina sono tutti tra San Vito e Vodo e Ponte nelle Alpi, quindi anche questo è un ulteriore problema sui problemi, ma
Adesso cercheremo di affrontarlo, l'Edite sta già lavorando, probabilmente riusciranno ad aprirla velocemente la strada. Adesso dobbiamo capire appunto l'evoluzione del meteo nel prossimo pomeriggio e capire se si creeranno ulteriori colate, per il materiale a monte ce n'è tantissimo. Ci scusiamo col disagio per tutti quanti, chiaramente è una cosa che noi ci troviamo ad affrontare, ANAS in primis, perché comunque la strada statale, quindi ANAS dovrà gestire questa situazione con opere strutturali a breve termine. Adesso ne parlavo stamattina, bisognerà pensare cosa fare, però questa qua è una situazione veramente difficile e in continua evoluzione, perché è una frana nuova che non avevamo mai visto. Per il turista, come dicevo prima, le vie di accesso sono tante. A Cortina l'importante è gestire bene la comunicazione, è quello che abbiamo cercato di fare e stiamo facendo in emergenza anche questo. Certo, è chiaro che il problema è per il turista, ma insomma dal quadro che si sta delineando sembra quasi questo il problema minore. Insomma, magari chi va in vacanza un'ora in più la può anche perdere. Pensiamo invece a chi deve andare a lavorare, pensiamo soprattutto ai cantieri per le Olimpiadi che sono in corso e non ci si può certo permettere ritardi. Quindi la situazione, diciamo, che si prefigura è davvero molto molto difficile, molto complessa. Per i pendolari, diciamo, dei lavoratori, Bortoluzzi, si era parlato anche nei giorni scorsi di una strada forestale, una silvopastorale che poteva in qualche modo essere utilizzata con delle navette, è così? No, è così. Hanno messo in piedi, tra il comune di San Vito e il comune di Cortina, hanno messo in piedi un servizio navetta che è gestita dagli NCC, quindi questo è un servizio attivo, chiaramente va su prenotazione, e comunque la strada è transitabile solo con mezzi fuoristrada e chiaramente anche a senso unico alternato, perché è una strada molto stretta. Avevamo pensato di fare dei lavori, però anche lì servono lavori strutturali e che non li fai dalla mattina alla sera, perché parliamo di circa 4 milioni di euro di investimenti da fare su questa strada, però dobbiamo pensarci e farla a breve termine. Comunque in questo momento il servizio navetta c'è, bisogna anche questo pubblicitarlo bene e renderlo accessibile a tutti, perché il problema dei lavoratori in questo momento qua è il problema principale. Quindi dobbiamo sicuramente, i pendolari che vanno avanti e indietro per Da e per Cortina, dobbiamo gestirli in maniera corretta e quindi con un servizio adeguato alle esigenze di chi vive questa montagna. Ecco, un'informazione, diciamo, di servizio per quanti ci stanno ascoltando in questo momento e magari stanno per mettersi in viaggio in quelle direzioni. Qual è quello che voi date come protezione civile? Beh, sicuramente bisogna fare, chi percorre la strada statale per raggiungere Cortina da sud deve per forza andare per il Tre Croci, quindi non ci sono alternative in questo momento, quindi a Tai deve proseguire verso Auronzo e salire poi sui Tre Croci. E gli altri, quelli che vogliono salire dall'altra parte, devono salire dal Giau e quindi salire dalla Gordina e fare il passo per raggiungere Cortina. Altrimenti tra oggi e domani non penso ci siano. Beh, oggi sicuramente la strada rimarrà chiusa tutto il giorno, ipotizzo che anche per domani verrà riaperta, se non in tarda serata, ma sempre con le condizioni di sicurezza che dobbiamo garantire per chi percorre quel tratto di strada. Certo, e con l'incognita del tempo, che in effetti tra l'altro le previsioni del tempo non sono proprio buone per le prossime ore. Allora io intanto la ringrazio davvero per queste preziose informazioni che ci ha dato. Torneremo ad aggiornare i nostri telespettatori nel corso della giornata, nelle prossime edizioni dei nostri notiziari. Grazie a Massimo Bortoluzzi, consigliere delegato alla Protezione Civile della provincia di Belluno. Buona giornata e buon lavoro. Buongiorno a tutti, grazie mille.
Ed ora la tragedia che si è consumata ieri pomeriggio a Jesolo in via Adriatico nei pressi della rotonda dell'Iper Tosano, che è costata la vita ad una coppia di motociclisti che sono stati identificati soltanto in serata. Si tratta di Davide Magnanini e Manuela Ghezzo, marito e moglie di 59 e 60 anni, residenti a Peseggia di Scorzè. E proprio da Peseggia di Scorzè abbiamo in collegamento in diretta il nostro Lucio Zanato con il sindaco di Scorzè, Giovanni Battista Mestriner, perché è un'intera comunità che si stringe in queste ore ai due figli della coppia e ai familiari, tutti in questo momento di dolore immenso. A te Lucio, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, intanto comincio con degli aggiornamenti per quanto riguarda la cronaca. Allora, fatto l'alcol test al conducente del camion, al conducente moldavo, è stato confermato che è risultato positivo all'alcol test. Seconda cosa, sempre da parte della polizia locale, al momento non è ancora confermata la dinamica del sorpasso o comunque del sorpasso della moto. Un sorpasso c'è stato sicuramente, un tentativo di sorpasso che ha causato quel disastro, ma non è detto che sia stato causato dai due centauri, cioè appunto dalla coppia Magagnini-Ghezzo, che ricordiamo stava viaggiando a bordo di un Harley Davidson, era in sella un Harley Davidson, tenendo presente poi che chi fa il motociclista sa che le Harley non hanno grande spunto in accelerazione, e tentare un sorpasso in salita su un cavalcavia in doppia striscia continua, francamente per un conducente esperto come era appunto Magagnini è un controsenso. Comunque sono con il sindaco Battista Mestriner perché lei li conosceva molto bene e soprattutto perché è toccato a lei ieri sera dare la notizia ai due figli. Sì, li conoscevo abbastanza, non erano persone veramente una bella famiglia, e sono una bella famiglia, con legami davvero molto forti tra loro, e quindi sì, è un momento di grandissima tragedia, ecco, perché perdere papà e mamma ancora giovani in questa condizione, in queste situazioni, si erano visti da pochissimo tempo, pochissime ore, tutti assieme, quindi insomma è un momento estremamente drammatico e quindi è veramente dura. Era un momento di evasione perché erano appassionati motociclisti, la coppia, erano erlisti convinti. Sì, soprattutto lui era molto appassionato. Io so che stiamo dicendo una cosa in più, perché la polizia locale di Jesolo è notoriamente sono professionisti che sanno fare le cose, e quindi comunque metteranno tutto il loro impegno nel capire bene le cose. In questo caso sì, mi permetto di dire che raccomanderei davvero grande attenzione, perché dobbiamo capire bene cosa è successo, e perché poi non cambia, alla fine la tragedia rimane tragedia, il dolore rimane dolore, però almeno c'è una visione più forte. Da avvocato c'è l'ipotesi dell'omicidio stradale, e se fosse confermata alcune dinamiche che non vedono il sorpasso del motociclista, ma il motociclista che piomba su una situazione già compromessa, cambierebbe completamente tutto per quanto riguarda il conducente moldavo. Cambierebbe davvero tutto per quanto riguarda il conducente, ma è inutile in questo momento fare ipotesi in un senso o nell'altro. Bisogna chiedere ai professionisti che hanno in mano la cosa, alla polizia stradale, di riuscire di fare una ricostruzione serena, veritiera e corretta. Ripeto, non cambia nulla, perché poi il dolore di una famiglia, dei due figli, è immenso e rimarrà immenso, però almeno c'è anche certi commenti fatti in queste ore. Ovviamente no, siamo tutti bravi a parlare su cose che non sappiamo,
e ancora una volta i social si sono dimostrati i migliori in questo, incubatori di qualsiasi cosa. Aspettiamo, vediamo, ragioniamo, può essere benissimo che sia un'ipotesi, può essere che sia un'altra, la cosa non è così visibilmente chiara, quindi facciamo un ragionamento. Poi da dire, ma lo dico io, non ascoltatemi, però lasciate a casa le moto d'estate perché è un disastro, quindi lasciatele a casa anche correndo, anche rispettando il codice della strada, anche facendo, sono veicoli particolarmente pericolosi perché se ti vengono addosso ti fai tanto male. E poi c'è anche da dire che sono cambiate anche i veicoli, una volta i veicoli erano più piccoli, le carreggiate erano più ampie, c'era forse più spazio per poter eventualmente evitare un ostacolo, adesso con macchine grandi e strade piccole l'impatto è inevitabile. Ma le macchine sono diventate grandi che per assicurare maggiore sicurezza per gli automobilisti, e questo però va a discarico delle due ruote, le due ruote sono un problema, cioè, adesso è brutto dirlo perché per chi ha la passione e non è colpa di chi ha la passione se magari succede un incidente e ti vengono addosso, però è davvero una situazione pesantissima e adesso se la dinamica fosse quella che può essere ipotizzabile in questo caso, anche lì sarebbe davvero una tragedia perché potrebbe anche essere che non sia proprio per niente colpa loro, quindi a maggior ragione diventa una tragedia ancora più inspiegabile. Ha ricevuto la solidarietà del sindaco di Jesolo ieri sera? No, devo ringraziarlo perché è stato veramente, veramente bravo, perché mi ha avvertito appena possibile e quindi siamo riusciti a fare in modo che i figli non lo sapessero dai giornali e non lo sapessero dai social. E quindi siamo riusciti insomma a dirglielo, per carità non cambia niente neanche lì, però insomma credo che un minimo di... Oggi le notizie corrono talmente veloci che non si riesce più ad avere neanche un minimo di sensibilità e questo credo sia grazie a lui e al fatto che ci ha avvertito per tempo siamo riusciti sempre insomma in contesti veramente difficili e... Del resto l'abbiamo fatto anche noi perché alle 19:30 il nome ce l'avevamo, però abbiamo deciso di non darlo proprio perché non avevamo la certezza che i familiari, in questo caso i figli, fossero stati avvertiti. Sì, no, ma poi la differenza anche tra giornalisti seri e giornalisti poco seri, perché io ieri ho ricevuto una valanga di telefonate anche da suoi colleghi che non erano proprio tanto seri, perché vanno in cerca del particolare. Ma che volete che vi dica? Un ragazzo che gli sono morti papà e mamma e dopo 2 ore che li avevano salutati, che cosa vuoi scrivere, che cosa vuoi dire? Cioè, credo che sia una cosa ormai, insomma, bisogna mettersi anche delle regole qui da questo punto di vista qui, perché non è possibile arrivare a questi punti, perché quando gli dici caspita sta fermo, dobbiamo ancora avvertire, cioè, invece i nomi erano già su internet, per fortuna loro non li avevano letti. Ecco, va detto anche che essendoci un'inchiesta probabilmente ci sarà anche bisogno di un'autopsia, per cui non è ancora stata fissata la data dei funerali, mi risulta. Beh no, ma adesso insomma è successo ieri, comunque credo che sia una questione che verrà verificata domani, se ci sarà necessità di un'autopsia oppure no, e evidentemente questo sposterebbe avanti i funerali di parecchio. Però... Oggi ha avuto comunque tanti cittadini che si sono avvicinati per sapere, per capire anche i figli se hanno bisogno di una mano, di un sostegno come comunità. Ma sì, qui siamo una comunità molto unita, per cui quando ci sono queste tragedie, insomma, tutti quanti cercano di informarsi, di sapere. E in realtà qui c'è bisogno anche di molta sensibilità e di rispetto anche per il dolore delle persone, quindi anche diciamo anche perché i figli sono poco più che 20 anni. Sì, più o meno, insomma, diciamo che dai 20 ai 30 anni sono tutte e due. Quindi anche giovani e trovarsi orfani dei genitori di tutto in un colpo è un colpo non da poco. Credo sia una delle esperienze che nessuno di noi vorrebbe nemmeno ipotizzare per se stesso e quindi potete immaginare insomma la situazione. Ripeto, tra l'altro
in un contesto di una bella famiglia, perché erano veramente molto uniti. È stato difficile anche per lei? In realtà poi eravamo assieme, ma gliel'ha detto il vice sindaco, che tra l'altro era un vicino di casa e quindi insomma li conosceva già di più. Però sì, insomma è una situazione dove devi fare le cose e capire che c'è molto dolore. Per questo dico, guardate... È il giorno in cui la fascia pesa tanto. No, non è qui non c'entra il rapporto istituzionale, qui è il rapporto umano. Ed è una cosa comunque sì, che fa riflettere. Però ecco, voglio dire, quello che secondo me è importante adesso è anche la capacità di far silenzio, cioè la capacità di non mettersi lì a dare giudizi veloci, a dare colpe, a dire questo e quello, perché tra l'altro, a parte il dolore che comunque è immenso, c'è anche che forse le cose non sono così chiare, ecco. Se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie Lucio, naturalmente grande vicinanza anche da parte nostra a questa famiglia così duramente colpita. E c'è un'altra notizia che riguarda un incidente stradale, quello che si è verificato lunedì scorso lungo la strada dei Vivai, è costato la vita a Davide Bortoletto. La procura di Padova vuol far luce sulla tragedia. Intanto mercoledì mattina a Tombelle saranno celebrati i funerali del giovane 26enne. Sono entrambi indagati per omicidio stradale, i due automobilisti coinvolti lunedì scorso nell'incidente mortale costato la vita al 26enne Davide Bortoletto a Saonara. Il vivaista era in sella alla sua moto quando si è scontrato con l'auto di una 37enne che si stava immettendo sulla provinciale dei Vivai, da dove sopraggiungeva il 26enne, che è stato sbalzato sull'asfalto e poi investito da un'altra auto che stava sopraggiungendo dalla corsia di sorpasso. La procura di Padova ha indagato gli automobilisti per omicidio stradale in concorso e ha disposto una consulenza tecnica cinematica per ricostruire l'esatta dinamica delle cause e di tutte le responsabilità dell'incidente. All'esame parteciperà anche un consulente tecnico dello studio legale 3A che segue la famiglia della vittima. Il magistrato non ha disposto l'autopsia ed è stato dato il nulla osta alla restituzione della salma ai familiari che hanno fissato la data delle esequie. I funerali si svolgeranno mercoledì alle 10 nella chiesa parrocchiale di Tombelle di Vigonovo. Nel trevigiano ora Dosson di Casier, dove ieri all'ora di pranzo un albero del parco di Villa dei Reali è piombato su via Zermanese, sfiorata la tragedia. Via Zermanese, un albero ad alto fusto piomba sulla carreggiata, sfiora le auto in transito e le persone sul marciapiede. Poteva avere conseguenze tragiche, quanto accaduto poco prima delle 13 a Dosson di Casier. Le macchine si fermano, invertono la marcia, attoniti i passanti. Qualcuno in un primo momento pensa addirittura di spostare il tronco, poi desiste. Altri riprendono con il cellulare. Una coppia con un bimbo appena nato nella carrozzina è passata pochi minuti dopo il crollo. Provvidenziale la fermata a ritirare la spesa. Stiamo passeggiando e abbiamo visto la colonna di macchine e basta. Abbiamo chiesto cosa è successo e ci hanno detto che è caduto un albero. Non sappiamo altro. Tra l'altro, insomma, avete il carrozzino con il bimbo dentro, è caduto proprio praticamente sul marciapiede. Per fortuna siamo passati dopo. Siamo fermati a prendere la spesa e non è successo niente. In breve arrivano i vigili del fuoco, chiudono la strada con le transenne e con le motoseghe tagliano l'albero. Arriva anche la polizia locale. Nel giro di una ventina di minuti la strada viene liberata e l'area messa in sicurezza. Tra i residenti la consapevolezza dello scampato pericolo. Poteva succedere un incidente abbastanza importante, insomma, credo. Un altro residente ci racconta di aver spedito una mail al comune giusto una settimana fa, preoccupato alla notizia dell'ennesima allerta meteo, ma si è alfossato che gli alberi del parco sono privati. Il sindaco Renzo Carrareto è un fiume in piena. E io dico ogni volta deve succedere qualcosa perché le autorità competenti si sveglino. Bisognerebbe che intervenisse adesso la sovrintendenza. Per il verde pubblico stiamo intervenendo, continua Carraretto. Ieri
e ne ho battuto uno perché era pericoloso e siamo intervenuti subito. E la parte privata mi deve ascoltare nelle buone o nelle cattive, perché dopo le buone maniere passo sicuramente a quelle che sono le ordinanze e la cattiveria nel obbligare che facciano. E restiamo ad Ausson di Casier perché c'è un altro fatto di cronaca accaduto l'altra sera, quello di un giovane di 27 anni che ha aggredito prima gli avventori di un bar, poi una coppia che l'aveva rimproverato perché maltrattava il cane. Sentiamo. Prima se l'è presa con alcuni avventori del Caffè Da Vinci in piazza, poi ha aggredito una coppia che l'aveva redarguito vedendolo maltrattare il cane. Serata di tensione quella vissuta giovedì ad Ausson di Casier, protagonista un 27enne domiciliato in paese, già noto alle forze dell'ordine. Visibilmente alterato verso le 21, il giovane ha affrontato 3 avventori del bar che, seduti ai tavolini all'aperto, stavano ultimando la consumazione. Ha urlato, li ha presi a schiaffi, poi si è allontanato a piedi in Viale Europa con il cane al guinzaglio. Qualche centinaio di metri più avanti ha incrociato una coppia, 49 anni lei, 50 lui, che passeggiavano vicino casa. Alla vista del giovane che strattonava e maltrattava il cane, i due l'hanno rimproverato. Il 27enne ha reagito con violenza, aggredendoli. L'uomo ha rimediato uno schiaffo in faccia, la donna è stata spinta, poi il 27enne si è allontanato. Nel frattempo erano stati allertati i carabinieri che la mattina successiva, dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, hanno identificato il 27enne. Oltre che per l'aggressione, il giovane verrà anche denunciato per maltrattamento di animali. Una segnalazione del caso è stata inviata anche ai servizi veterinari dell'ULSS. Ad Ausson i protagonisti dell'episodio, ancora scossi, preferiscono non parlare, ma in paese, dove peraltro le intemperanze del 27enne sono note, tutti portano solidarietà agli aggrediti. Anche noi avremmo reagito così, vedendolo maltrattare il cane, dicono. Mamma mia, anche perché è una cosa che ti viene spontanea quando vedi che ti maltrattano un cane, insomma, una bestia, anche un gatto, anche un uccellino, di tutto. No, io sono proprio... mi nervosisco, sì. Beh, sicuramente non è che sia animali o persone, non va fatto in ogni caso. Apprezzamento anche per l'inasprimento delle pene previsto dalla recente modifica del codice penale per il reato di maltrattamento di animali. Uno che si comporta in questa maniera va subito processato per direttissima e messo in prigione. Non può assolutamente maltrattare gli animali e le bestie, cioè assolutamente. È benvenuta, anzi dovevano farla prima. Maxi operazione contro l'immigrazione clandestina da parte della Polizia di Stato in tutta Italia, coinvolta anche la città di Treviso. Sentiamo. C'è anche il grattacielo di via Pisa a Treviso, al centro della maxi operazione contro l'immigrazione clandestina che si è conclusa in queste ore e ha coinvolto 23 province italiane, 1.300 stranieri controllati e 167 imprese, conclusosi anche con l'arresto di 9 stranieri ricercati per vari reati. L'operazione, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, detta ad alto impatto, ha messo al centro dei controlli i documenti legati alle procedure di ingresso disciplinate dal decreto flussi. In sostanza, diversi gruppi criminali sfruttavano i tentativi di centinaia di stranieri di entrare in Italia, offrendo loro la possibilità di regolarizzare le pratiche con somme di denaro che variavano tra i 1.000 e i 5.000 euro. Coinvolti anche diversi datori di lavoro che indicavano come residenza dei lavoratori immigrati sempre e solo un unico indirizzo, il che ha fatto scattare gli allarmi. A Treviso questo luogo sarebbe stato proprio il grattacielo di via Pisa, indicato come fittizia residenza di alcuni lavoratori clandestini. Al momento molte imprese sono tuttora sottoposte a controlli e rischiano una denuncia per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e falso ideologico. Nel corso dei controlli sono state riscontrate numerose altre irregolarità, tra cui anche la presenza nel Trevigiano di un cittadino straniero che risiedeva illegalmente nel territorio e che quindi è stato espulso. Ancora una spaccata in calle del Capeller a Venezia, questa volta il ladro è stato messo in fuga dai residenti che abitano sopra un negozio di maschere, ma in questa zona del sestiere di Dorsoduro tutti hanno subito furti o danni da furti e l'allarme è davvero alto.
Negozio o ristorante che sia, sostanzialmente almeno un tentativo di furto, qui l'hanno subito praticamente tutti. In sestiere di Orso Duro, lungo la strada che tra Ca' Foscari e San Barnaba conduce verso l'Accademia, a Calle del Fabbro, Calle del Cappeler, Calle delle Botteghe. La differenza la fa solo chi il furto l'ha subito da qualche ora e chi da qualche mese, o chi il furto l'ha subito più volte e chi una volta sola. È una cosa impossibile, cioè sono venuti e rivenuti in tutta questa calle, cioè è una calle che è stata proprio presa di mira. Non so, a me è venuto il dubbio che ci sia qualcosa di strano dietro. Io sono un po' vecchia, diffidente, e a me è venuto il dubbio, dico, ma perché sempre questa calle qui, comunque tutta la zona, perché anche San Barnaba, anche Canale vicino al Ponte dei Pugni, cioè un sacco di gente qui, anche negli appartamenti vanno. Antonella Masnata può ancora dirsi piuttosto fortunata. Il raid al suo negozio di maschere attorno a 00:30 è stato sventato da una vicina di casa, anche lei tra l'altro vittima di un recente tentativo di furto, che assieme ad altri residenti ha lanciato l'allarme. Il ladro, che dopo aver forzato la porta d'ingresso si è giustificato sostenendo di essere ubriaco e di averla sfondata cadendo, parlava un italiano corretto e si è dileguato senza riuscire a portare via nulla, lasciando solo i danni alla porta, ora momentaneamente riparata con un asse di compensato. È una situazione che veramente sta diventando insostenibile. Io quando sono venuta a abitare qui 45 anni fa, è una città meravigliosa, potevi girare di giorno, di notte, una donna non aveva paura di andare in giro, eccetera, eccetera. Adesso hai quasi paura, ma non è una roba che non è normale, cioè non è normale per una città che è così piccola, che ci si conosce tutti, che ha l'accoglienza e tutte quante, non è possibile, cioè non è possibile, non devono fare qualcosa. Moto e sicurezza sulla regionale 251 della Val di Zoldo. Il comune di Longarone mette in campo controlli straordinari contro quelle che sono vere e proprie gare clandestine, un fenomeno che non solo turba la quiete pubblica, spiega il sindaco Roberto Pardrin, ma rappresenta anche un serio rischio per l'incolumità di residenti e automobilisti. A fronte delle numerose segnalazioni, il comune ha disposto già lo scorso weekend controlli mirati che si ripeteranno anche in collaborazione con le forze dell'ordine. Andiamo a Padova ora. Dopo le scritte apparse contro la polizia, il prefetto ha convocato un vertice urgente, potenziate le misure di sicurezza e di controlli. Rafforzati i controlli per proteggere le sedi istituzionali delle forze dell'ordine, il carcere e il tribunale. Il prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza, ha convocato d'urgenza una riunione in prefettura dopo i 3 striscioni intimidatori comparsi a Padova nelle scorse ore nei confronti degli appartenenti alle forze di polizia, all'amministrazione penitenziaria e all'ordine giudiziario. Il prefetto ha riunito i vertici di Carabinieri, Finanza e lo stesso questore, confermando il dispositivo di sicurezza che quest'ultimo aveva ordinato dopo il ritrovamento del primo striscione ai giardini dell'Arena inneggiante al 34enne egiziano, arrestato lo scorso 23 giugno per aver incendiato le auto della polizia ad Albano Laziale a febbraio. Adottare subito e disporre queste misure appunto di intensificazione prima agli obiettivi, alle sedi, le classiche sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza insistenti sul capoluogo in tutta la provincia. Poi successivamente, tarda mattinata, primo pomeriggio, gli altri 2 striscioni con riferimento appunto al sistema carcerario, al Palazzo di Giustizia, alle procure, e quindi anche un'ulteriore seconda ordinanza con la quale ho disposto il rafforzamento di queste misure di vigilanza e prevenzione anche a questi altri obiettivi sensibili. Durante la riunione si sono valutati i rischi dopo i 3 striscioni che hanno preso di mira, in quelli esposti in via Ormanetto e in via Tommaseo, anche il sistema carcerario, citando il 41 bis e la vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito, e le procure. Sono già state adottate e verranno ulteriormente implementate importanti misure a tutela del personale e dei luoghi di lavoro, ha scritto in una nota il prefetto Forlenza. La matrice è unica ed impressa chiaramente in tutti e 3 gli striscioni con la accerchiata, simbolo dei gruppi anarchici. Sicuramente è una strategia volta praticamente ad alzare un po' il livello di tensione, quasi a voler rimarcare una presenza ancora sul territorio, come voler dire siamo qui, quindi ad innalzare il livello di tensione e di attenzione. Le indagini affidate alla Digos di Padova sono in corso. Al vaglio le telecamere di sorveglianza delle zone dove sono stati ritrovati gli striscioni e le possibili tracce lasciate.
Fermato per un normale controllo, è stato trovato in possesso di una mannaia e 3 coltelli. Un 56enne del Piovese è stato denunciato dai carabinieri. Il controllo è avvenuto di notte a Casal Serugo. L'uomo alla vista dei militari è parso alquanto agitato, così i carabinieri hanno perquisito l'auto e nascosti all'interno del cofano posteriore hanno trovato una mannaia e nel portaoggetti 2 coltelli a serramanico. Tutto è stato sequestrato. L'uomo non è stato in grado di giustificare il possesso del materiale rinvenuto e per questo è stato denunciato. E ancora da Padova ci sono 2 arresti per droga. La squadra mobile durante un servizio sul Lungargine condotto in Maronese hanno arrestato gli agenti della polizia un 30enne tunisino richiedente protezione internazionale che stava spacciando eroina ad una donna, in tasca altro denaro, provento di spaccio. Identificato e portato in questura, visti i precedenti, l'uomo è stato arrestato, verrà espulso dal territorio nazionale. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, ben ritrovati. Parliamo ora dei dazi americani al 30% dal 1° agosto per tutte le merci dall'Europa. Scuote l'economia il nuovo annuncio di Donald Trump, conto salatissimo per il Veneto, si rischia una perdita di export pari a 4 miliardi di euro. Qualcuno si aspettava una mezza carezza e invece da Washington è arrivato un pugno. A sferrarlo Donald Trump, che ha postato sul suo social la lettera inviata all'Unione Europea dove annuncia dazi dal 1° agosto al 30%, minacciando di raddoppiarli in caso di ritorsioni. Parole nette, nettissime, giustificate con la disparità del deficit commerciale tra le 2 sponde dell'Atlantico. Poco dopo la risposta di Ursula von der Leyen, che da un lato prende atto della missiva, dall'altro ammette come l'imposizione di dazi al 30% sulle esportazioni europee sconvolgerebbe, testuali parole, le principali catene di approvvigionamento transatlantiche. Il Made in Italy intanto trema, con il presidente di Confindustria Emanuele Orsini che invoca calma e nervi saldi. Non possiamo compromettere i nostri mercati finanziari, il commento del leader degli industriali. Problema globale, ripercussioni locali. La CGIA di Mestre aggiorna i dati. Il conto per le imprese venete è salatissimo. In via molto prudenziale stimiamo che l'impatto economico negativo sulle esportazioni del Veneto potrebbe aggirarsi intorno ai 4 miliardi di euro all'anno. Una vera e propria stangata che colpirebbe il cuore delle nostre produzioni manifatturiere e dell'agroalimentare, come il settore della componentistica dell'auto, le imbarcazioni, i macchinari, i vini, l'abbigliamento, l'occhialeria, i gioielli e i mobili. Ed i dazi al 30% annunciati da Trump nei confronti dell'Unione Europea preoccupano la politica ma anche cittadini e commercianti. Sentiamo. Sicuramente produrranno dei grossi problemi per qualche azienda. D'altronde Trump, lui quando decide un giorno fa chiaro, un giorno fa scuro. Comunque si vedrà, insomma, bisogna vedere l'Europa come risponderà. Se rimane come dice lui, per certe nazioni, non è che sia una situazione tanto vantaggiosa, è uno svantaggio e anche può portare problemi all'economia europea, può portare logicamente di conseguenza alla nostra, questo è logico. Vedo che il problema è grave, penso che ci saranno ripercussioni un po' dappertutto, però non dipende da noi, penso che dipenda da Trump. È un bel problema perché il nostro amico Trump non c'è tutto con la testa secondo me, quindi gli cambia idea da un momento all'altro. Per i dazi sì, sono preoccupato perché non fanno bene a parte alle aziende che devono produrre, ma anche ai consumatori perché devono pagare di più, perché se le aziende se no muoiono. Potrei dire tante cose, ma è alla fine che si contano i risultati. Può essere bene, può essere male, ma si metteranno d'accordo sicuramente. Quindi al momento lei non è preoccupato? Al momento no, io, però qualcuno forse sì. Le notizie e i commenti ufficiali, diciamo ufficiosi di rappresentanti del commercio importanti ci sono già stati.
problemi certamente ci sono, ci saranno. Ma non penso, bisogna vedere se vanno a buon fine, e non penso che vadano a buon fine, stanno prolungando sempre di più. Secondo me non li mettono, non conviene neanche a loro. E cosa mangiano dopo? McDonald's e basta? E c'è preoccupazione anche nella filiera lattiero-casearia del Veneto. Sentiamo come ci si sta preparando. All'orizzonte ci sono delle nubi e quindi dobbiamo cercare di capire quanto intenso sarà il temporale e prevedere che possa essere intenso, mettendo in campo delle azioni per non farci trovare impreparati. Alessandro Mocellin, presidente di Latterie Vicentine, le chiama nubi. Ma i dazi al 30% piazzati da Trump sui prodotti europei e quindi anche sui formaggi del Veneto rischiano di essere la tempesta perfetta in un momento particolarmente delicato per l'economia globale. E siccome gli alfieri della filiera lattiero-casearia nostrana, l'Asiago DOP e il Grana Padano DOP, sono ormai prodotti che fanno numeri a livello globale, qualche preoccupazione sorge negli addetti ai lavori. L'effetto dazio lo sentiremo. Non sappiamo ovviamente quali saranno le conseguenze nelle nostre vendite, è un mercato importante. Diciamo che comunque un primo dazio è già da qualche mese che ce l'abbiamo, che è il cambio sfavorevole tra dollaro ed euro, con il dollaro particolarmente debole che ha tolto potere d'acquisto al consumatore americano. Questa tempesta perfetta rischia di diventare molto pesante per il comparto. È un mercato, come dicevo prima, importante, di crescita continua, dove i nostri prodotti, in particolar modo le nostre due DOP, l'Asiago e il Grana Padano, rischiano di ovviamente avere dei riflessi negativi. La filiera veneta ha nel suo DNA gli anticorpi per superare anche le bufere più pesanti, ma chi mette le mani letteralmente nel latte ogni giorno per fare i formaggi richiesti in tutto il mondo avverte che stavolta ci sarà da far fatica. Di natura non sono così pessimista, ma devo guardare in faccia la realtà. La speranza è che la qualità dei nostri prodotti, così ricercata fuori confine, dazio o non dazio, continui a essere ricercata e in maniera da non subire grandi contraccolpi sulle vendite. E un altro aspetto che preoccupa non poco le piccole e medie imprese è quello del costo dell'energia. Non solo le imprese pagano le bollette più care dell'Unione Europea, ma addirittura con una tassazione di 8 volte e mezza superiore rispetto a quella delle grandi aziende. La denuncia viene da Confartigianato del Veneto. L'energia per la piccola e media impresa ha un costo 8 volte superiore ai grandi consumatori. Quindi chi consuma meno di 20 megawatt ha 8 volte il costo in bolletta rispetto a chi ne consuma molta altra. In un paese in cui la tassazione sull'energia elettrica è la più alta dell'Unione Europea, in media del 28%, si somma il paradosso per cui una piccola impresa italiana che consuma meno di 20 megawattora l'anno si trova a pagare un carico fiscale 8 volte e mezzo superiore ad una grande azienda che ne consuma oltre 150.000. Costo esorbitante che porta le piccole e medie imprese a subire questo torto. Noi riteniamo che questo dramma per noi debba essere affrontato dal governo e come tale deve essere risolto nel migliore dei modi, ossia portando il costo dell'energia perlomeno a un costo minore e quindi il costo pari agli altri. L'appello di Confartigianato Veneto è di quelli che chiedono una risposta immediata, soprattutto per un manufatturiero sospeso tra la scura dei dazi americani e l'incertezza di uno scenario geopolitico in cui pesano non poco i conflitti mediorientali. Noi non possiamo solamente vivere o avere solamente le aziende che lavorano su quello che sono il cibo e le bevande, quindi alimentari e bevande. Dobbiamo avere tutto quello che è il settore vero, che è il settore del manifatturiero. Questo settore importantissimo per le imprese artigiane ed è una risorsa economica e sociale, deve essere aiutata e l'aiuto solamente di porre dei prezzi accettabili per tutti. Noi chiediamo solamente una situazione di equità.
È veneziana la prima studentessa in Veneto che davanti alla commissione si rifiutò di affrontare l'esame di maturità un anno dopo, dice mai pentita di quella decisione. Un anno dopo tu rifaresti questa scelta? Assolutamente sì, la rifarei tutti i giorni. Prima di farla ero molto impaurita, molto titubante, proprio perché sono una persona che si concentra molto sull'obiettivo finale, facendo anche sport, quindi tendo a negare anche la mia salute o qualche volta la mia salute mentale. Lo rifarei perché penso che rispettare la mia dignità sia più importante del risultato finale. Un anno dopo la veneziana Linda Conchetto, ex studentessa del liceo classico Marco Foscarini di Venezia, non si dichiara affatto pentita della scelta di non sostenere l'esame orale di maturità davanti alla commissione. Dopo il liceo si è trasferita a studiare all'università in America. È stata lei lo scorso anno la prima allieva in Veneto, insieme a 2 compagni di classe, a compiere questa scelta di clamorosa rottura. Oggi porta solidarietà al quasi coetaneo Gianmaria. Loro l'hanno fatto per motivi diversi, ma anche in realtà in parte credo che la causa scatenante sia sempre la stessa, cioè la pressione sotto cui siamo messi e le ingiustizie che subiamo tutti i giorni a scuola. E quindi sosterrò assolutamente i ragazzi che ovviamente l'hanno fatto quest'anno e eventualmente quelli che faranno la stessa cosa negli anni successivi. Il ministro Valditara però dal canto suo è stato categorico: dal prossimo anno chi farà questa scelta verrà bocciato anche qualora avesse già ottenuto i crediti e un punteggio sufficiente alla promozione prima dell'orale. Credo che il ministro Valditara non abbia assolutamente capito il perché noi lo facciamo. Non lo stiamo facendo per divertimento, non lo facciamo perché vogliamo, metterci in luce in qualche modo, ma lo facciamo perché siamo in una situazione difficile. E il ministro Valditara, non capendo questo, non sta cercando di aiutarci e di sostenerci e eliminare le difficoltà, le nostre difficoltà a scuola e l'ingiustizia che subiamo, ma sta cercando di sopprimerci in qualche modo. È come se volesse eliminare il sintomo senza però agire sulla causa. A Vicenza, ora dove prosegue la protesta degli attivisti No TAV, nel pomeriggio di ieri 500 persone hanno partecipato al corteo partito dal quartiere di San Giuseppe. Manifestazione dei No TAV in partenza in questo momento dal mercato ortofrutticolo fino al bosco Caalte. L'ennesima protesta che in questo periodo si è intensificata con l'aumento del lavoro nei cantieri nel comune di Vicenza. Con me Renato Giaretta, medico ISDE, un medico oncologo, buongiorno. Buongiorno, io sono un medico nutrizionista che si occupa di oncologia e sono medico ISDE, cioè Medici per l'Ambiente. E poi con me anche Sana, del portavoce dell'Assemblea dei Boschi che resistono. Ecco, diciamo che è una giornata l'ennesima, come dicevamo, iniziativa, si vuole proprio rendere visibile in città la protesta e soprattutto perché partiamo proprio dai medici che sono parte di questo comitato. Dunque noi sono anni che denunciamo il fatto che questo progetto ha in sé dei grandissimi rischi per la salute della popolazione. In particolare Vicenza è una città che è al vertice per l'inquinamento atmosferico, al vertice per l'inquinamento da PFAS e quindi è una situazione già di per sé grave. Noi sappiamo che per ogni aumento di 10 microgrammi per metro cubo d'aria di polveri sottili aumenta il rischio di ammalarsi di cancro al polmone del 20%. Noi diciamo che questa è una situazione intollerabile e che questo progetto rischia di fare veramente quello che sarà un disastro ambientale e sanitario. Grazie, diciamo subito che questi sono i presupposti scientifici, il motivo per cui voi avete messo in atto una serie di proteste. Ricordiamo da dove siete partiti poco tempo fa alla notizia proprio dell'intensificarsi dei lavori dei cantieri nel comune di Vicenza. Sì, esatto. Noi siamo sempre stati in contatto con i medici dell'ISDE che ci hanno dato proprio dati scientifici che comprovavano il fatto che il progetto TAV era un progetto che avrebbe creato dei danni sulla salute molto gravi. Siamo partiti in corteo, in bicicletta,
abbiamo fatto una critical mass che appunto ci ha portato al cantiere ad Altavilla, e in cui abbiamo deciso appunto di porre in bella vista questa scritta per dire che appunto il protestare è un modo per prendersi cura delle persone. Poi avete stato da mesi invece nel bosco di Calte, oltre a quello Lanerossi, dove comunque avete proprio l'ennesima, abbiamo visto anche clamorosa, quello sblocco, quello sgombero da parte delle forze dell'ordine. Esatto. Era una notizia che ci era giunta tramite i giornali in realtà, che tra l'8 e il 10 di luglio sarebbero appunto entrati per fare dei lavori. Per questo appunto noi ci siamo attivati grazie alla comunità che abbiamo costruito nell'arco dell'anno, in cui abbiamo liberato questi 2 boschi. E per ultimo abbiamo anche la sede di IRICAV, cosa avete fatto? Esatto, ieri ci siamo diretti appunto alla sede di IRICAV, abbiamo con un escamotage siamo entrati proprio dentro la sede e abbiamo deciso di consegnare, loro ci hanno consegnato del cemento, noi abbiamo deciso di consegnare dell'edera, perché uno dei nostri moti è appunto ed essere infestanti e resistenti. E oggi ci troviamo qui in partenza sempre con lo stesso stile, una manifestazione pacifica? Esatto, sì, ci troviamo sempre qui per ribadire i nostri punti chiave, nel senso che il progetto TAV è un progetto speculativo, è un progetto che non deve essere fatto e che i lavori devono essere fermati. 200 metri di barriere contro le esondazioni della Venale, l'opera che è stata inaugurata al centro servizi alla persona Sartor di Castelfranco. Si tratta di una nuova barriera lunga 200 metri ed alta 60 centimetri, realizzata sul perimetro nord della struttura, un muretto di recinzione in cemento armato in grado di proteggere la struttura dall'acqua derivante da possibili esondazioni da parte del vicino torrente a Venale. Contestualmente sono stati effettuati anche alcuni lavori di modifica alla viabilità interna alla struttura. A breve verrà realizzata anche una piccola vasca di laminazione per convogliare e raccogliere l'acqua in arrivo dall'esterno sul lato est in caso di fenomeni atmosferici estremi. L'intervento è stato deciso dopo le esondazioni della Venale del maggio e del giugno del 2024 che avevano coinvolto anche la struttura per anziani, lo ricorderete, causando danni ingenti. Ed il maltempo che ha colpito il bellunese in questi giorni riaccende i riflettori sulla fragilità della montagna. Da Cortina parte un appello chiaro: servono politiche lungimiranti, alleanze forti e una legge montagna che dia finalmente risposte concrete. In un'estate segnata da frane, smottamenti, allerte meteo, il convegno di Confartigianato Belluno a Cortina suona come un grido di allarme, ma anche una proposta concreta. La montagna può rinascere solo attraverso imprese generative capaci di creare valore e custodire il territorio. Fare impresa in montagna è comunque diverso, sicuramente è un'opportunità, ma ci sono anche delle difficoltà. Mi piace fare questo paragone e siamo non a caso a Cortina oggi, siamo a Cortina perché Cortina oggi è proprio il simbolo da una parte della difficoltà, della fragilità del territorio, ma dall'altra della grandissima opportunità che sono le Olimpiadi, che sono le bellezze naturali. L'impresa di montagna è la stessa cosa. Un messaggio che parte dalla base, quasi un'impresa su 3 a Belluno e Artigiana con oltre 12.000 addetti, realtà che ogni giorno tengono in piedi non solo l'economia locale ma la coesione sociale e la sostenibilità. Aspettative della legge montagna che è pronta e fondamentale. Abbiamo costruito una grandissima cornice dove mettere i 200 milioni che già impieghiamo per la montagna. Poi riusciremo ad intervenire laddove abbiamo dettato delle priorità, cioè sui giovani, sul telelavoro, sul valorizzare le straordinarie peculiarità, e poi dovremmo essere bravi a far capire anche a quelli che in montagna non vivono l'importanza di avere un presidio montano, perché amare la montagna significa anche proteggere la pianura. Una norma molto attesa che potrebbe finalmente dare strumenti adeguati per contrastare lo spopolamento, garantire servizi essenziali e sostenere le imprese nei territori marginali. Noi abbiamo bisogno sicuramente di questa legge che possa permettere di avere una serie anche di sgravi e di poter accogliere persone da fuori, perché i numeri purtroppo legati allo spopolamento sono inesorabili. Dobbiamo lavorare, noi da questo punto di vista stiamo cercando di
fare degli investimenti soprattutto sul tema della residenzialità, cioè dare la possibilità a chi viene da fuori di poter avere alloggi, perché questo è un problema che stiamo toccando con mano in tutte le imprese. Un altro tassello fondamentale, la montagna per troppo tempo è stata dimenticata, questa può essere l'occasione proprio per riuscire a riportare la dignità e l'attenzione che la montagna merita. Il convegno è stata l'occasione per celebrare i 70 anni di Confartigianato Belluno con lo sguardo puntato al futuro, un futuro che passa per reti territoriali, investimenti mirati e una nuova visione di sviluppo montano. Oltre 10.000 anziani in Veneto sono in lista d'attesa per entrare in casa di riposo, con le RSA che sono sempre più in difficoltà per carenza di personale a fronte di un invecchiamento della popolazione. Sentiamo l'intervista al presidente regionale di URIPA, l'Unione delle Case di Riposo del Veneto. Beh, in questo momento è un momento di grande difficoltà e lo sarà sempre più. L'Italia è un paese che oggi ha 4.800.000 ultraottantenni, che saranno 8 milioni nel 2050. Numeri che tradotti in Veneto ci dicono che oggi ci sono 376.000 ultraottantenni e saranno 670.000 nel 2050. Se negli ultraottantenni cova la condizione di non autosufficienza, immaginatevi e proiettate questi numeri al 2050. Già oggi ci sono 10.000 anziani in lista d'attesa nelle nostre strutture, che abbiamo una capacità in Veneto di 33.000 posti letto, e tutto questo ti fa arrabbiare, perché non può essere che questo tema non sia uno dei temi di cui l'agenda politica della nostra regione, del nostro paese, non abbia attenzione. Io lo dirò ai governatori che si candideranno. Voglio sapere dove mettete questo punto dell'invecchiamento della popolazione, della non autosufficienza, del sostegno alle famiglie e della giusta retribuzione ai nostri operatori nella vostra agenda. Sarà una priorità o meno, però dovete dirlo prima di candidarvi, perché dovete farvi misurare anche su questi temi. Oggi la non autosufficienza, quando compare, devasta una famiglia. La non autosufficienza di un anziano non è programmabile. Quando arriva, distrugge un nucleo familiare, lo mette in crisi. Avere un anziano non autosufficiente che ti viene dimesso dall'ospedale vuol dire che se sei figlia unica o figlio unico non puoi più andare a lavorare, devi assistere H24 la mamma o il papà. Non ci sono su strutture intermedie, ma sono tutte cose che sapevamo. Erano tutte cose che sapevamo, perché la statistica ci stava dicendo che arrivava questo momento nella storia del Paese, con una crisi di personale spaventoso, mancano 3.000 operatori e ancora oggi, se parliamo di immigrazione sana e guidata, solo usare la parola immigrazione, subito la politica inizia il solito dibattito squallido sull'immigrazione, paragonando tutto il tema immigrazione ai temi dell'immigrazione che conosciamo. Quindi tu parli di immigrazione guidata di professionisti, dall'altra parte la politica si difende o teme che questo venga confuso con le problematiche che ci sono rispetto all'arrivo nelle coste di Lampedusa di persone che non hanno nulla a che fare con quello che abbiamo bisogno. Avremo probabilmente bisogno anche di loro, ma abbiamo bisogno di portare professionisti. Ecco, Volpe, tra l'altro si avvicina il periodo delle ferie per tante famiglie, quindi anche per chi si prende cura dei propri anziani a casa si sente, c'è la necessità di un momento di sollievo, un momento nel quale però è ancora più difficile per le strutture dare delle risposte, perché ci sono le ferie anche doverosamente dei dipendenti. Da noi è impossibile dare risposte perché siamo H24, 365 giorni ormai pieni, con una lista attesa di 10.000 persone. Tradurrei, in questo momento la grande difficoltà delle famiglie è che devono far fare le ferie alle badanti e le loro ferie le devono sacrificare in sostituzione alle badanti, perché non ci sono neanche più badanti nel mercato del lavoro. Quindi noi siamo un paese di vecchi, ma non è un paese per vecchi. Ma ripeto, le sapevamo tutte queste cose. Voi che mi conoscete, sa 10 anni che continuo a dire le stesse cose, ormai sono come l'asino che raglia. Però non siamo mai stati
ascoltati e erano i numeri che ci dicevano questa è un'emergenza. A me viene chiesto se ho una soluzione. Non c'è una soluzione perché i numeri sono drammatici. Ogni giorno in Veneto aumenta il numero delle persone che hanno un fabbisogno. Io non ho mai visto, in più di 20 anni che faccio questo, non sono mai stato così sotto pressione. Ogni giorno chiamano 10-15 persone che hanno il problema della mamma o del papà da far accogliere in una struttura per anziani e lì non puoi comprimere più di così, non c'è speranza. E la crisi del mercato del lavoro non ci permette neanche di avere nuove realtà. Se oggi in Veneto ci fossero 10.000 posti disponibili non avremmo 7.000 operatori per assistere quei 10.000 anziani, quindi capiamo bene che è un problema e sarà un grande problema. Io credo che i numeri che ci stanno rappresentando gli statistici, compreso il fatto che in Veneto nel 2050 passeremo da 4 milioni e 9 di abitanti a 4 milioni, è una cosa che travolgerà tutti. Vuol dire 900.000 persone in meno, vuol dire 500.000 case sfitte, vuol dire 900.000 persone che non vanno al supermercato, 900.000 persone che non guardano la televisione. E dentro quei 4 milioni il 17% saranno anziani ultraottantenni. Nel 2050 in Veneto chiudete gli occhi tutti e immaginatevi tutta la città di Verona, la città di Vicenza, la città di Padova, la città di Rovigo, la città di Bassano del Grappa, tutte abitate da anziani ultraottantenni. Vuol dire tutte le case, tutte queste città abitate da ultraottantenni. Il 70% però saranno anche da soli nell'abitare queste città. Ecco, una situazione davvero difficile, quella denunciata dal presidente di Euripa, Volpe. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, uno spazio di approfondimento ora dedicato ai giovani e dedicato al servizio civile universale. Saluto quindi i nostri ospiti, benvenuti e grazie per essere con noi a Paola Roma, sindaca di Ponte di Piave, presidente dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, e poi benvenuti a Gianmarco Comaron e a Fiamma Martignago. Gianfranco è qui in presenza, in studio, Fiamma Martignago invece è in collegamento, volontari del servizio civile che hanno ultimato da poco la loro esperienza. Allora, innanzitutto Paola Roma, spieghiamo un attimo, no, il servizio civile che cos'è e come si è conclusa questa esperienza che ora si apre con altri ragazzi, quelli che hanno partecipato appunto all'ultimo bando che avete indetto. Intanto l'anno di servizio civile è un anno che i ragazzi dedicano alla propria comunità, hanno una parte di intervento pagata, circa 500 euro mensili, hanno l'opportunità dai 18 ai 28 anni di farlo una volta sola. L'Associazione Comuni Marco Trevigiana si sta occupando proprio di tutta la parte dei progetti in collaborazione naturalmente con chi coprogetta con noi, che è il Provveditorato di Treviso, così anche con tutta la collaborazione che abbiamo attraverso Confcooperative Treviso Belluno e il CSV, e naturalmente occupa i ragazzi per circa 25 ore settimanali, sono 1145 ore complessive in 12 mesi, permette a loro di avere una formazione e naturalmente li avvicina alle nostre amministrazioni. Infatti quest'anno la novità è stata non solo la provincia di Treviso, ma grazie alla coprogettazione con l'Unione Montana Feltrina anche avere l'opportunità di questi ragazzi sul territorio naturalmente legato al bellunese, quindi un lavoro di squadra per fare in maniera che i ragazzi abbiano questo tipo di opportunità che poi grazie anche alla collaborazione con la cooperativa CSA cerchiamo di portare attraverso l'opportunità di Erasmus Plus, ma anche attraverso la collaborazione col centro studi anche del corso concorso, per permettere ai ragazzi nella riserva dei posti che hanno di poter entrare anche nel lavoro delle pubbliche amministrazioni. Quindi sì, un anno di servizio alla cittadinanza, di volontariato anche da una parte legato anche proprio alla cittadinanza attiva, ma dall'altro insomma un'opportunità per i ragazzi, e naturalmente è questo che ci comporta un lavoro di squadra per permettere a loro
loro questo. Quest'anno naturalmente 201 posti e sono partiti, e devo ringraziare naturalmente sia Gianmarco che Fiamma, perché nel passaggio delle new entry hanno fatto davvero un passaggio di testimone e naturalmente con la loro disponibilità lo hanno proprio portato anche nella campagna di promozione del servizio civile nelle altre amministrazioni territoriali. Ecco, quindi un'opportunità durante l'arco dell'anno, un'opportunità anche per il futuro dei ragazzi. Gianmarco Comaron, che esperienza è stata per te? Beh, posso dire che è stata un'esperienza 100% positiva. Io ho svolto il servizio civile nel comune di Segusino presso gli assistenti sociali e sì, posso dire che si percepisce veramente l'utilità anche per il comune, per la collettività delle mansioni che facciamo, insomma. E anche a livello formativo è stata veramente un'esperienza utile. Abbiamo svolto dei moduli di formazione specifici con la cooperativa CSV e dei moduli di formazione generale con tutti i colleghi, diciamo, della zona. Quindi insomma è stata una bella esperienza davvero. Sentiamo ora quella di Fiamma Martignago invece. Buongiorno Fiamma, allora dove si è concretizzata la sua esperienza e che cosa le ha dato quest'anno a disposizione della comunità? Dunque, io ho svolto il servizio civile presso la Biblioteca Comunale di Pederobba, che è una realtà che frequento fin da piccola, e lì avevo anche svolto lo stage quando andavo al liceo, e fin da subito è nata un rapporto di stima e affetto reciproco con la bibliotecaria, che si è visto anche proprio in quest'anno di esperienza di servizio civile, perché mi ha dato modo proprio di mettermi in gioco in attività anche complesse con un grande margine di libertà nella gestione e nell'organizzazione. Un esempio è Ado Leggendo, che è un gruppo di lettura che ho seguito e seguirò fino a fine anno con i ragazzi della scuola secondaria di prima media. È stata un'iniziativa innovativa per il nostro comune, perché diciamo attività di questo tipo a favore di questa fascia d'età hanno sempre scarseggiato, e quindi è stata un'esperienza che ha portato grande soddisfazione e prestigio non solo ai partecipanti e alle famiglie, ma anche a me, alla bibliotecaria e a tutta l'amministrazione. Quindi per me è stata un'esperienza a 360 gradi, positivissima e utile anche per le mie ambizioni lavorative, perché come ho già detto più volte, diciamo la mia prima ambizione è lavorare proprio in biblioteca. Quindi insomma è stata un'esperienza che, come dire, ti consentirà anche in futuro di fare di questa sperimentazione, insomma possiamo dire che hai avuto un lavoro vero e proprio, concretizzato per il tuo futuro. Esattamente, anch'io ho seguito il concorso che è stato promosso dall'associazione con il centro studi e spero, adesso mi sto mettendo in gioco in qualche concorso pubblico e spero di riuscire nel mio intento. E un'altra possibilità che offre il servizio civile molto importante a cui ha già fatto accenno Gianmarco è appunto questa esperienza all'estero all'interno del progetto Erasmus+. Infatti io e Gianmarco e altri colleghi siamo stati selezionati per una trasferta a Bruxelles, dove abbiamo avuto modo di fare formazione sia in Parlamento che in Camera di Commercio relativamente a europrogettazione, finanziamenti europei e funzionamento del Parlamento e quant'altro, ed è stata davvero molto utile. Ecco, quindi sono davvero delle esperienze formative anche molto, molto importanti. Gianmarco, per il tuo futuro, nel tuo futuro, che cosa c'è invece? Beh, attualmente
sono studente presso il Conservatorio di Castelfranco e con l'opportunità che offre il servizio civile del 15% di riserva per i concorsi pubblici, per un futuro insegnamento in una scuola statale, questo è decisamente una cosa molto molto utile, importante. E che ti piacerebbe fare? Assolutamente sì. Ecco Paola Roma, quindi c'è anche un'opportunità concreta poi che viene offerta a questi ragazzi, magari lo spieghiamo anche per chi ci sta seguendo da casa che non lo sa, perché uno pensa volontariato è tutto gratuito, in realtà non è così, perché c'è anche un contributo economico che viene dato a questi ragazzi e soprattutto c'è poi l'opportunità per il futuro di avere dei posti di lavoro riservati. Ecco. Certo, allora questo arriva proprio da un lavoro che è una novità proprio di 2 anni fa, che il Ministero ha autorizzato, proprio della possibilità per i ragazzi che hanno fatto il servizio civile di poter avere attraverso l'attestato una riserva dei posti all'interno dei concorsi pubblici, un 15%. Guardando nella nostra provincia quello che si sta facendo poi anche con il centro studi del concorso per la preparazione, abbiamo poi l'opportunità a livello provinciale proprio che i ragazzi possano partecipare e possano lavorare nei nostri enti. Si parla tanto di necessità di personale all'interno degli enti pubblici, ecco che questi ragazzi che hanno un'opportunità non solo dei contributi pagati durante quest'anno, hanno certo sicuramente un intervento economico di circa 507 euro, ma è un'attività, è un servizio che loro prestano alla cittadinanza. Dall'altra parte però gli dà la possibilità attraverso i loro OLP, che sono gli operatori di progetto, che sono dei dipendenti dei comuni che si mettono a disposizione proprio per seguire i ragazzi, di essere non solo selezionati per l'opportunità di Erasmus Plus che diamo ai ragazzi, la seconda opportunità di avere una compartecipazione anche nella partecipazione al concorso, ma anche naturalmente di fare un percorso che gli permetta di vedere com'è la pubblica amministrazione, cosa si fa nella pubblica amministrazione, non solo lì, perché oltre ai comuni noi abbiamo anche altri centri servizi, abbiamo l'opportunità, per esempio, cito insomma l'opportunità che viene data a Possagno attraverso l'opportunità non solo della visita al Museo Canova di avere un volontario lì all'interno, ma anche quello per esempio l'Ente Parco Dolomiti Bellunesi, dove abbiamo dei volontari anche quest'anno, possono mettersi a confronto con delle realtà ovviamente suddivise tra la parte sociale, quella legata alla protezione civile, quella legata anche alla parte culturale, di sperimentarsi e di dare naturalmente un contributo alla propria comunità. Sono dei cittadini attivi ai quali hanno anche 101 ore, per esempio i ragazzi lo stanno facendo adesso, quelli di partenza di quest'anno attraverso la protezione civile di Treviso, che ringrazio e ringrazio il Presidente proprio per l'opportunità di fargli fare tutta l'attività di protezione civile nel corso di preparazione, che gli permette anche di capire come funziona un'eventuale loro partecipazione a un'associazione di volontariato, perché è chiaro che l'anno del servizio civile è un unico anno che i ragazzi possono avere, ma sulla quale possono naturalmente avere diverse opportunità. Quindi, anche di inserimento. Una sala, diciamo, con tante porte che si aprono, che i ragazzi possono aprire in base anche a quelle che sono le loro attitudini, i loro gusti, delle porte che si aprono e che potrebbero poi essere il viatico per il loro futuro, per un futuro inserimento nel mondo del lavoro, per una professione futura. Parlavamo poco fa, Paola Roma, del passaggio di testimone che c'è stato e dell'avvio dell'iniziativa con coloro che si stanno approcciando proprio ora al loro anno con il servizio civile. Abbiamo un contributo che ci arriva proprio appunto dalla Marca Trevigiana in collaborazione con gli alpini. Vediamolo insieme. Allora, il mio buongiorno a tutti. Anche quest'anno qui a Camalò supportiamo l'associazione Comuni della Marca Trevigiana per questa iniziativa che riteniamo essere importante, e cioè formazione di protezione civile ai ragazzi che poi sono coinvolti nel servizio civile nazionale. E questa iniziativa, che appunto si ripete anche quest'anno, vede coinvolti circa 170 ragazzi dai 18 ai 28 anni che appunto prendono quelle nozioni di base che i nostri formatori esperti e preparati
danno in materia di protezione civile. Oggi e ieri i ragazzi sono impegnati in varie attività con i mezzi e le attrezzature che abbiamo qui a Camanò, e speriamo che questa iniziativa possa comunque lasciare a loro, ai ragazzi, quell'input, quelle nozioni di base che poi si porteranno per tutta la vita, e magari qualcuno di loro potrà anche approfondire entrando nella protezione civile, anche della nostra protezione civile ANE. Quindi io ringrazio l'associazione, naturalmente i ragazzi e naturalmente i nostri formatori. Ecco, questa quindi una prima esperienza che hanno avuto in questi giorni. Volevo ora chiedere a Gianmarco e poi a Fiamma che cosa avete detto a questi ragazzi che sono entrati dopo di voi a fare il servizio civile. Che io il primo giorno in cui hanno iniziato i nuovi volontari sono stato a Treviso per salutarli innanzitutto e per augurargli un buon inizio, un buon proseguimento di servizio, e gli ho garantito che questa ne sarà un'esperienza per loro veramente indimenticabile, almeno per me resterà un'esperienza indimenticabile e assolutamente positiva. È come diceva la Presidente Paola Roma, è un'esperienza che si può fare una volta nella vita, che sarebbe da ripetere. Non si può, ma sarebbe da ripetere. Fiamma, cosa hai detto tu ai ragazzi che hanno preso servizio ora? Sì, io ero stata invitata alla serata di testimonianza che si è tenuta a Cavaso qualche mese fa, e ho voluto mettere in evidenza alcuni punti che sono stati per me fondamentali in quest'anno, e cioè che cosa rappresenta l'esperienza del servizio civile. Secondo me è stata un'esperienza importante di pausa attiva, come mi piace definirla. Importante per quei ragazzi che ancora stanno cercando di prendere decisioni sul proprio futuro, che vogliono fuggire dalla solitudine, dalle pressioni del proprio spaesamento, ma è anche importante perché permette di stringere davvero delle preziose amicizie come quella che c'è tra me e Gianmarco adesso, e inoltre, se si svolge servizio con cura, dedizione, passione e responsabilità, si è naturalmente portati ad essere apprezzati da chiunque, e questo porta a delle referenze gratuite che sono utili per portarci a credere di più in noi stessi e nelle nostre capacità future. Ecco Paola Roma, e di fronte a tante cose che sentiamo dei giovani è molto importante anche questo, no? Riuscire a creare questi legami profondi che mi pare si sono creati di amicizia tra i ragazzi, e come dire, aumentare anche quella che è la fiducia che loro hanno in se stessi e negli altri. Certo, è stata un'opportunità proprio anche quella dell'Erasmus con CSA, perché quest'anno abbiamo voluto che i ragazzi fossero seguiti a distanza e interagissero tra di loro. La cosa positiva è stata proprio che sono nati anche dei rapporti di amicizia, come dicevano Fiamma e Gianmarco, con ragazzi della stessa provincia che magari non si conoscevano, abitavano magari in comuni vicini, e soprattutto questa opportunità di mettersi insieme, di lavorare, ma soprattutto di creare anche quella parte di amicizia all'interno del loro territorio, e anche delle opportunità di uscire un po' dalla solitudine, di sapere che dall'altra parte comunque hanno conosciuto noi come Associazione Comuni, che siamo sempre presenti, ma una delle opportunità con il progetto Ci sto a fare fatica, rispetto proprio all'opportunità di formazione che dà il servizio civile, abbiamo dato ai comuni tutta l'opportunità ai ragazzi, che li informiamo attraverso i messaggi, di poter partecipare proprio come dei volontari, come degli handyman all'interno di questi progetti. Io credo che dovremmo continuare a lavorare così di squadra con loro, avere la comunità, avere noi istituzioni che siamo qui per dargli le nozioni e dargli le opportunità, e tra di loro cercare di fare squadra, proprio perché, come possiamo vedere in questo caso,
caso possiamo veramente avere dei ragazzi che hanno la volontà e l'opportunità anche formativa, perché vengono preparati, di lavorare anche all'interno delle nostre amministrazioni e ancora di più di essere dei cittadini attivi all'interno delle loro comunità. Ecco, i posti a disposizione sono andati via tutti? Sono andati via tutti quanti, erano 201 posti a disposizione, quindi abbiamo completato sia per l'Unione Montana Feltrina che anche per la parte di tutta la provincia di Treviso, siamo molto contenti di questo. Adesso l'Associazione Comuni sta lavorando per i nuovi bandi che presenteremo al Ministero, anche questi con delle novità. Successivamente uscirà il bando e quindi io ringrazio anche voi per l'opportunità che ci avete dato anche di testimonianza dei ragazzi, perché credo che nella peer education, cioè dei ragazzi che parlino ai giovani, sia davvero il presente che noi dobbiamo attuare per dare questa opportunità ai ragazzi di conoscere dei progetti che sono vicini a loro, che sono all'interno del loro territorio e magari anche studiando possono avere quel più, quel plus che gli permette anche di vedere, per esempio, che oltre al servizio civile magari le 150 ore universitarie le possono fare all'interno del loro comune o dell'ente dove hanno svolto il servizio civile. Quindi credo che facendo squadra con i ragazzi sia fondamentale per noi dargli delle basi solide per le quali poi possiamo valorizzare il loro operato. Ecco, diceva prima Fiamma, mi ha colpito questo anno di pausa attiva, no? Una pausa però per modo di dire, no? Perché comunque avete lavorato, ma i progetti del servizio civile vi hanno consentito anche di continuare per esempio con gli studi? Sì, esatto. Le ore da svolgere complessivamente sono intorno alle 25 a settimana, perciò rimane comunque quella mezza giornata al ragazzo e alla ragazza volontari per dedicarsi ad attività di studio, appunto per frequentare le lezioni, per insomma impegnarsi in qualcos'altro, anche altre attività di volontariato diverse dal servizio civile, quindi diciamo è impegnativo, però lascia anche un margine di spazio per tutto quello che fa parte della nostra quotidianità. Ecco, è stato così anche per te, Gianmarco? Sì, beh, io studiando a 35 km da casa comunque è stata una cosa fattibilissima, essendo anche studente e anche collaboratore scolastico con i bandi ore che offre l'istituto, e anche col servizio civile non ho avuto problemi nel gestire il tutto. Ecco, quindi Paola Roma è anche un sistema, no, che consente comunque ai ragazzi di non rinunciare anche a quelle che sono comunque le loro attività, lo studio, piuttosto che altre passioni che hanno in questo periodo, in quest'anno, sì, che dedicano al servizio civile. Certamente, voglio anche ricordare che per le amministrazioni pubbliche diventano fondamentali perché svolgono anche quel ruolo cuscinetto che quando manca magari qualche collaboratore dell'amministrazione, il ragazzo naturalmente dà la propria disponibilità nel cercare di dare una mano. Quindi credo che questa opportunità che i comuni danno e che naturalmente il Ministero offre, credo che sia fondamentale, perché mai come in questo momento abbiamo proprio la necessità di far vedere ai ragazzi quali sono ovviamente le opportunità che dà anche il pubblico, ma naturalmente sentirsi proprio per il proprio territorio utili. In questo caso naturalmente i nostri due volontari lo hanno fatto per diverse delle attività, delle manifestazioni che i comuni hanno svolto proprio durante il loro anno di servizio civile, e hanno dato quel plus di visione da parte dei giovani anche rispetto alle varie progettualità. Quello che diceva Fiamma naturalmente è uno degli esempi che ha permesso anche alle amministrazioni comunali di vedere un qualcosa in più e naturalmente sentendosi anche a questi ragazzi che abitano nel territorio avere anche un cittadino attivo che magari al di là dell'anno del servizio civile, come è successo in altri comuni limitrofi, hanno avuto l'opportunità di assumerli all'interno proprio partecipando al concorso, oppure dall'altra parte di sviluppare una collaborazione con loro per poi arrivare naturalmente alla fase finale. Io credo che sempre di più dobbiamo far vedere quali sono le opportunità che i ragazzi possono cogliere, e anche quella dell'Erasmus Plus che ci ha impegnato in questa opportunità di bando, perché anche l'Associazione Comuni partecipa al bando per poter avere questa opportunità attraverso un'altra cooperativa CSA. Credo che sia il fare squadra proprio per loro, per consentirgli di vedere nel rapporto anche delle istituzioni europee, nella Camera Commercio belga, che non solo hanno visitato ma hanno potuto avere anche un'esperienza formativa, delle opportunità nel valutare anche dei possibili anche successivi master e nel professionalizzarsi anche nelle nostre amministrazioni anche per tutto il modulo della progettazione europea.
Bene, allora io vi ringrazio davvero per essere stati con noi e mi auguro naturalmente che questa discussione sia stata di stimolo anche per i ragazzi che ci stanno seguendo, per le loro famiglie, visto che è un'opportunità sicuramente molto interessante. Grazie dunque a Paola Roma, Presidente dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, e grazie a Gianmarco Comaron e a Fiamma Martignani per essere stati con noi quest'oggi. Noi prima di chiudere abbiamo ancora un servizio che vi vogliamo far vedere, che ci arriva dalla nostra redazione di Venezia, ed è relativo ad una manifestazione che si terrà questa sera, perché Malamocco rinnova la sua devozione per la Madonna di Marina. Ci sarà il momento clou appunto oggi con la processione storico-religiosa per le strade dell'antico borgo e la Santa Messa. Venezia quindi onora così Madonna di Marina con tante iniziative. Vediamo. Ha tradizione antichissima in Laguna la festa della Madonna di Marina, che per la sua 224esima edizione rappresenta il cuore dell'antico borgo di Malamocco, grazie all'Associazione Festeggiamenti Malamocco, all'impegno instancabile del parroco Monsignor Cesare Zanusso e della parrocchia di Santa Maria Assunta, di tanti volontari. Questa tradizione continua a vivere. Con la divulgatrice culturale veneziana Deborah Gusson siamo andati alla scoperta di questa festa molto sentita. Il suo ritrovamento è leggendario. Avvenne da parte di un vinicoltore malamocchino che sulla battigia della spiaggia trovò un tronco. Un bel tronco che decise di portarsi a casa. Il giorno dopo, però, non lo trovò più. Tornò nuovamente sulla spiaggia e trovò lo stesso tronco che aveva portato a casa il giorno prima. Questo si ripeté per 3 volte. Alla fine Felice Dario decise di tagliare il tronco a metà con una mannaia e all'interno trovò l'effigie mariana. La venerazione per questa statua nacque immediatamente e solo in seguito divenne una cosiddetta Madonna vestita, ovvero un simulacro mariano adornato con tessuti e gioielli preziosi. In ambito lagunare le Madonne vestite erano molto diffuse. Questa in particolare rappresenta una delle prime rappresentazioni. Nella seconda domenica di luglio, dopo la messa solenne alle 18:30, presieduta quest'anno dal presbitero padovano Monsignor Renzo Pegoraro, nominato recentemente da Papa Leone XIV, presidente dell'Accademia Pontificia per la Vita, e concelebrata dal parroco Monsignor Zanusso e dai sacerdoti dell'isola, ci sarà anche la processione storico-religiosa per le strade del borgo, accompagnata dalla banda musicale di Pelestrina con la benedizione del mare e della laguna. Bene, è tutto per questa prima edizione dei nostri notiziari. Grazie per essere stati con noi, a tutti un buon pomeriggio.